Bene, ora parliamo invece di buone pratiche in agricoltura. Cosa succede in Veneto? Ce lo dice ai nostri microfoni l'assessore all'agricoltura di Regione del Veneto, appunto, Federico Caner. Produrre eccellenza, ma in chiave sostenibile sia in termini ambientali che economici. Questa è la sfida per una delle regioni più vocata alle produzioni agricole. Obiettivo: diventare un modello di tutela, in primis per produttori ed abitanti. Sempre più in questa direzione anche la denominazione Prosecco Conegliano Valdobbiadene DOCG, dove oltre 100 case spumantistiche hanno aderito già al protocollo SQNPI. Noi vorremmo puntare a dire che l'area del Prosecco è un'area sostenibile, in particolare l'area del Conegliano Valdobbiadene, delle nostre colline, che rappresentano un po' anche la cartolina a livello internazionale, non solo per il prodotto ma anche per il territorio, quindi per l'aspetto turistico. Diventa fondamentale il messaggio della sostenibilità. Un impegno che si allarga a macchia d'olio anche alle altre denominazioni e attività produttive e prevede importanti finanziamenti. Ricordo che c'è un impegno, un'iniziativa a livello europeo che si chiama Farm to Fork, che è dentro al concetto del Grand Inquiry, del grande piano verde proprio a tutela della sostenibilità, e ci porterà a dire che il prossimo PSR quasi il 40% dei contributi che daremo saranno sull'area della sostenibilità, che, attenzione, non significa soltanto il biologico ma anche buone pratiche agricole, per esempio anche il consumo dell'acqua, che deve essere centellinato. Buone pratiche come quelle messe in campo dai comuni dell'Ipo Pitergino Mottense con il regolamento di polizia rurale condiviso, un segnale importante del territorio necessario per stare al passo con i tempi e garantire ai cittadini indicazioni omogenee. Una delle pratiche messe in campo dalla Regione, non solo i finanziamenti, ma penso anche ai regolamenti comunali e soprattutto intercomunali per appunto le buone pratiche agricole, che hanno visto proprio poco tempo fa il comune di Pieve di Soligo come capofila di una serie di comuni dello Pitergino Mottense, che proprio si sono distinti da questo punto di vista perché hanno lavorato in maniera tale da poter redigere delle regole comuni proprio per la sostenibilità, in particolare in quei siti altamente sensibili che sono stati individuati dalla Regione, dove diciamo la parte agricola è a contatto, no, con il vivere civile, e quindi alcune buone pratiche di contenimento per esempio per i fitofarmaci diventano importanti a livello salutare.